secondo te perché quel Napoli, il Napoli di Mazzarri, che di norma si identifica sempre nel trio Lavezzi, Cavani ed Hamsik, ma era formato anche da tanti altri calciatori, tra cui chiaramente te, viene ricordato sempre con un particolare affetto dai tifosi, come una squadra che non mollava mai? Perché secondo te? No, questo squadra era diverso, no? Magari, eh, appunto hai detto Marek, Lavezzi, Cavani, erano quelli, diciamo, eh, nomi, leader che Napoli ha sempre avuto e noi, per me personalmente è stato un onore giocare con loro perché arrivare in una squadra forte non è semplice e noi abbiamo dato tutto per questa maglia, anche altri giocatori, Maggio, Cannavaro, loro hanno dato il massimo e appunto con i campioni come loro siamo stati una squadra forte. Cosa serve per essere leader? Perché è una parola di cui forse si abusa troppo anche nella narrazione del calcio. Spesso dicono al Napoli mancano i leader c'erano nel Napoli di Mazzarri, i Cannavaro, i Berami, gli Inler. Che significa essere leader in uno spogliatoio? Chiaramente esperienza, giocare bene, perché hai tante pressioni, devi anche gestire bene, non solo te stesso, anche i compagni, con il mister, sempre parlare, collaborare, secondo me questi sono punti per leader, fare anche un giovane, non è detto solo sì, trentenne o passa, però un leader secondo me deve avere tutto in spogliatoio. Ma deve farsi sentire o può anche essere un leader silenzioso che magari poi al chiuso dello spogliatoio riesce a imporsi? No, il leader per me non deve gridare o far vedersi. Per me questo non è un leader. Un leader è andare da ognuno, da mister, può essere anche silenzioso, però il, il miglior punto è il rispetto. Se un giocatore ha un rispetto da tutti, secondo me può avere quel ruolo di leader, però come ho detto prima anche i giovani possono essere e secondo me devono essere per crescere per il futuro. Ecco, è chiaro che se mi parli di leader, io vedo l'attuale Napoli che voi affronterete in amichevole, vedo un Napoli che ha ceduto, visto partire Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e David Ospina. Sono quattro giocatori che venivano reputati leader dello spogliatoio, ma in un gruppo, quando poi vengono a mancare determinati personaggi molto influenti, carismatici, il gruppo come ne esce? Come si può, come ci si può risollevare? Tu che hai conosciuto tanti spogliatoi nella tua carriera, magari Mhm. puoi dirci di più. Chiaramente la era nostra, cominciato sì, da Hamsik fino a Driss qualche giorno fa, si può dire finita. Chiaramente adesso sono più i giovani, diciamo, più giovani, più forti e talentosi. E per essere un leader, secondo me, anche la società, il mister deve sì, prendere qualche giocatore che hanno fatto un paio di anni e vedere se possono fare quello, secondo me. Il nuovo capitano è Giovanni Di Lorenzo, tu l'hai visto anche Sì, sì, giocare. sì, Eh, quando ero giovane, sì.